Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi guardiamo come valutare una situazione magari per via di una diatriba, per via di una diatriba che potrebbero essere con dei vicini di casa, con dei fratelli, con dei fornitori, con gente che abita in casa e via dicendo. Magari si vuole valutare un po' la situazione e si scopre che magari si può trovare una soluzione. Ma intanto prendiamo il circuito per quadranti Bovis e vediamo ad esempio se ad esempio in casa sono entrate delle energie difficili, delle energie nefaste, perché magari si è litigato con un vicino, con un amico, con un fratello, con un fornitore, con un alunno, insomma con qualcuno. Quindi mm, controlliamo un po' in casa se nell'appartamento questo contatto, questa diatriba, non dico che il soggetto abbia fatto una fattura, una maledizione o abbia lanciato senza rendersi conto un'egregola, ma controlliamo ad esempio se nella nostra casa c'è una piccola, adesso questa è una simulazione, una piccola energia negativa. E vediamo che sotto i 6500 bovis, questa è una simulazione chiaramente, la cosa è grave. Quindi vediamo che, ad esempio, ci siamo resi conto che dopo aver litigato col fornitore, col parente, con l'amico, insomma, con chiunque abbiamo avuto una diatriba, praticamente in casa la situazione è scesa drasticamente. Le energie che avvolgono la casa è sceso sotto i 4.000 bovis. Quindi noi abbiamo capito che magari testando le vibrazioni a casa fino a magari qualche giorno prima le vibrazioni erano alte e adesso ci troviamo in una situazione difficile. Allora, il primo caso abbiamo controllato questo. È inutile vedere se sono vibrazioni negative o positive perché sotto i 6500 bovis chiaramente è tutto negativo. Quindi abbiamo appurato col pendolino e con il quadrante bovis per la ricerca delle vibrazioni, delle onde di forma, che siamo sotto i 6500 bovis. Allora cerchiamo di arrivare a una soluzione. La prima cosa che noi possiamo attivare è il circuito appunto per togliere le energie negative, per frantumarle, per farle allontanare da questa situazione. C'è stato un amico, un'amicizia che mi ha fatto una bella domanda. Dove vanno queste energie negative quando vengono allontanate? Beh, nel maggior dei casi vanno al mittente. Vanno al mittente perché della serie chi scava la fossa ci cadrà dentro. Se voi attivate questi circuiti, chiaramente la situazione cambia. Da ricettori diventiamo uno specchio. Quindi, ripeto, prima si controlla coi bovis, magari dopo la litigata, lo scontro, oppure magari anche un vicino a casa che sembra molto gentile, però si incomincia a sentire in casa che ci sono delle situazioni difficili che magari ci ha stretto la mano oppure è venuto a trovarci. Insomma, dobbiamo sempre stare sul pezzo. Quindi, detto questo, attiviamo il nostro circuito per pulire l'ambiente. Vi ricordo di andare a vedere le pillole in cui ho spiegato come utilizzare questo circuito, è molto semplice, lo si stampa, lo si plastifica e teoricamente lo si piazza in ogni stanza o locale, così da essere sicuro. E si può anche chiedere al pendolino, ad esempio, con i quadranti bonus, fra una settimana dopo che ho lasciato attivo questo circuito, come sarà il Bovis nell'appartamento, nella stanza. E vedete subito che il pendolino chiaramente mostra che i Bovis saranno saliti. Quindi questa è una prova, potete provare. Poi chiaramente possiamo utilizzare anche questo circuito per dare un là. Questo è il flash abracadabra, la parolina magica, io creo, io dico, io creo, coloro boru, no? Che praticamente indica l'infinito. Qui mettete un intento, magari se è un amico con cui avete litigato, volete portare la pace? Bene, allora scrivete il nome e il cognome dell'amico, mettete sopra un intento e col pendolino raggruppate, vedete? Oppure
un testimone è raggruppato. Oppure se è una persona che vi sta antipatico, scrivete su o che si allontani dalla vostra vita. Comunque andate a attivarlo e a guardare la pillola del vostro marito veneziano. È una pillola semplice, per attivarlo molto semplice. Ecco, vedete, già dentro in campo due circuiti radionici insieme a questo che può essere lasciato fino a quanto meglio si crede e questo che si può lasciare fino al risultato ottenuto. Se avete litigato con un fornitore, con un amico, con un professore, con un cliente, ecco, potete utilizzarlo sempre, si stampa a formato 4 e si blocca. Poi, se si prevede una situazione in cui ci potrebbe essere, non so, io, un colpo di ritorno, per il semplice fatto che magari, vedete, il cigno nero è sempre quella metafora in cui si sa che arriverà questa tragedia, questo problema, ma fondamentalmente non ci si vuole credere. In più sono immesse le energie del sole, il sole è anche buono sempre, le energie solari sono molto buone, però bisogna essere anche alti di Bovis, perché se si è un po' bassi, le energie solari e le forze planetarie, le forze energiche sono anche un po' birichine, quindi se uno è basso di Bovis o non è elevato spiritualmente potrebbe avere dei problemi. E qui, anche qua, si può mettere sopra un intento, lo si valorizza e si fa in modo, ad esempio, io voglio di nuovo avere pace con Caio Sempronio, voglio, insomma, è un altro modo di usare questo sistema, solo che questo è un emettitore, questo invece ha bisogno di emettitore, è un valorizzatore, quindi sono due cose differenti. Questo ha proprio bisogno di un circuito che emetta, che è questo qui. Quindi quando avete valorizzato il vostro intento, chiaramente è quadrante radiostesico valorizzatore molto potente perché vedete che c'è il decagono che è il creatore. Usate la lasagna per spedirlo. Quanto tempo ci vuole? Beh, chiudete il pendolino con il quadrante radiostesico per il tempo. Bene, vi ho spiegato come in questa pillola come interagire o agire in modo che se avete dei problemi in casa, delle vibrazioni, potete intervenire. Grazie e alla prossima pillola. Ciao.